Dov'è? Qua. È là in mezzo, sì. Tra il verde e adesso è là. Adesso guarda. Ehi. Ma quando tu vedi la barra. Vai, oi. Prova. Buonasera. No? Buonasera. Sì. Prova. Buonasera. Buonasera. Prova. Prova 1, 2, prova. Prova. Sì.
Sì. Sì. Prova. 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 Sì. Prova.
Spedizione Pattinaggio Artistico, gruppo Alchimia. Il piccolo gruppo Alchimia della società ASD Pattinaggio Albignasimo è formato da 10 atleti tra i 17 e i 25 anni. Dal 2013 partecipa alla competizione di federazioni sia a livello regionale che a livello nazionale nella categoria gruppi spettacolo. Questa specialità del pattinaggio artistico unisce le abilità tecniche individuali alla sincronia e alle capacità teatrali collettive. Per realizzare il programma da presentare alle varie competizioni, ogni anno ci si ispira a un tema o storie diverse, cercando di rappresentarli al meglio attraverso una coreografia dettagliatamente studiata in musica, vestiti e scenografie. Il programma di quest'anno ha permesso al gruppo di laurearsi vice campione nazionale AICS e di guadagnarsi la quinta posizione al campionato regionale federale svoltosi a Caorle, qualificandosi per i campionati nazionali di Reggio Emilia. Nonostante i molti imprevisti durante la preparazione sportiva, tra cui 2 infortuni, il gruppo si è classificato al 6° posto al campionato italiano, guadagnandosi la convocazione all'Artistic International Series World Cup che si disputerà a San Juan in Argentina, a cui però il gruppo non potrà partecipare a causa di importanti impegni scolastici. Per i prossimi mesi è in programma la Coppa Italia FISR a Sedico il 17-18 giugno, in cui le atlete dell'Alchimia si metteranno in gioco anche nella specialità dei quartetti. A conclusione di stagione è prevista la partecipazione di una gara internazionale a Tarragona in Spagna il 22 e il 23 luglio. Le atlete entrano in pista Giorgia, Vanessa, Jennifer, Alessandra, Giorgia, Vanessa, Sara, Aurora e Laura. Titolo del programma New Money.
Grazie a tutti e a tutte per lo spettacolo, grazie. Tra qualche secondo si ricomincia con il secondo tempo. Le porte ragazzi, bisogna portare dentro le porte, tutto. Massimo, getto YouTube qua, ora si sente l'audio adesso.
A 2 minuti e 53 secondi del secondo tempo segna per il Legnano su assistenza del numero 88 che trovò Mattia, il numero 13 Diego Ovetto. Del secondo tempo segna su assistenza del numero 77 Zanetta Alberto, numero 88 Mattia Stefano. Fallo di volta avanti! Fallo! Direttore! Minuti di penalità al Cibo Skating numero 4 in più indicato per stecca alta.
Al cibo skating numero 19 per eccessiva durezza, 2 minuti anche al numero 88 del Legnaro per eccessiva durezza.
Vogliamo! 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 Questa! Vittoria! 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 Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Vai Piero! Vogliamo adesso! Fate il video! 2 minuti di penalità sullo skating al numero 25 De Pazzi Alessandro per carica col bastone. Sull'assistenza del numero 13 Diego Onetto segna per il box Legnaro il numero 41 Elia Baglieri.
pubblico di mantenere la calma, dai. Buffo pagliaccio! Roberto! La senti questo oltre? Vai in culo! Oh! Batti! Batti dentro, vedi bene! Porca vacca! No, è penalità da volevano a noi, ok? Basta adesso! Roberto! Basta Per i adesso! punti di penalità al numero 4 Valentino De Ciuschetti, Valentino Riccardo per eccessiva durezza e 2 minuti di penalità al numero 13 Milo Netto del Legnaro per eccessiva durezza. Si giocherà 3 contro 3. Vai terzo!
segna su assist del numero 5 non cristianato, il numero 54 Daniele Carrera. Su assistenza del numero 10, il numero 41, Elia Baglieri. Andrea del Legnaro, il gancio con bastone. Dai che sei caisse!
partenza dovrebbero arrivare le medaglie da Barcellona. Prego le autorità presenti, tipo il sindaco, l'autorità, il presidente della PGS. Allora, vorrei dare la parola al sindaco di Legnaro, qui presente, che è venuto a vedere i nostri ragazzi. Sindaco, spero sia contento. Allora intanto benvenuti a tutti, è stata una partita veramente molto emozionante. Ho visto due squadre veramente molto agguerrite, quindi anche gli onori agli ospiti che in qualche modo si sono difesi alla grande. Devo ringraziare ovviamente la squadra dei Fox, che sono veramente ho detto che siete una valanga, ed è veramente, oggi siete fatti veramente una cosa strepitosa. Grazie alla squadra, grazie a tutto l'entourage che sta dietro le guide, quindi grazie anche al presidente Massimo Peron, grazie a tutto lo staff e soprattutto grazie al pubblico che è qui presente per questa bellissima partita. Grazie ancora, bravi, complimenti.
Presidente del PGS vuole dire qualcosa? Allora, siccome sono partiti i vostri compagni per andare su ad Asiago, comunque procediamo con le premiazioni e un grande applauso per il Civitavecchia, classificatasi secondo questo campionato con molto onore. Consegna la medaglia il sindaco di Legnano. Grande applauso per il Civitavecchia, grazie. Per chi non lo sapesse, sono impegnati in questo weekend anche con le finali Elite Under 18 ad Asiago. Per la cronaca hanno battuto la nostra compagine oggi pomeriggio alle 12:30 e adesso ci giocheranno la finale per accedere magari al primo o secondo posto stasera. Quindi tornano, sono pronti perché stanno già cambiando per tornare ad Asiago il prima possibile. Ed ora sono rimasti la locomotiva del Legnano e quindi diamo la consegna delle medaglie al Legnano Hockey. Attenzione. Se riesci a vedere tutto il
Massimo!